Le persone ci passano già domenica, ormai lo sanno che ce ne fosse. O di là, o di là. Bene, e ora proseguiamo. Un crocevia vitale nelle ore di punta, qua gela, che tutti si posseggiano in doppia fila, lavori fatti male, non controllati, commissioni scientifiche del cazzo e robe varie. Vedi rattoppi in genere, che ci voleva un rattoppo nuovo e che ci voleva un buzzurdo. Ecco, questo è biblico proprio. Non lo so se si nota, ma ci sono tanti episodi di malcostume politico. Per esempio il lungomare, quando hanno fatto l'ingrocio all'ingresso del porto nuovo, asfaltatissimo, nuovissimo, brillantissimo, ci mancava solo che ci passava la cera e all'indomani, guardate all'indomani, un altro intervento, un buco straordinario, chi lo sa, avranno dimenticato una zappa all'interno del fosso, una garza, non lo so, e hanno dovuto intervenire urgentemente perché la strada stava andando in acido filattico. Subito hanno fatto la radiografia, hanno visto che hanno dimenticato un piccone e l'hanno subito asportato. Potete vedere la signora che probabilmente aspetta il pullman senza una cabina, senza niente, una panchina sotto il sole cocente nell'aspro deserto che qua, se voi ricordate, aspro deserto, questa tutto un Vochi-Paglia non ancora acceso. Speriamo che non appena io pubblico questo video e metti caso prende fuoco, non vorrei che se la prendono con me per istigazione al fuoco, perché ora non si può dire niente, siamo all'epoca delle testate, no?